Eccoci qua. Ben trovati amici, ben trovati. Vi devo dare una comunicazione. Dai, che comunicazione? Devo andare in America. Ma le vuoi dire prima? No, vado a cose, Miami. poi, comunque? Che Da vai a Gordon fare a Ramsay. Miami? Ma dai, ma Vuole che gli insegno sì, vabbè. la pasta con le sarde. Allora, Tu, a te lo lui? giuro. Allora, ti faccio leggere la lettera. Dai, Mi ha ma scritto. Ti smettila. faccio leggere il messaggio WhatsApp. Totino, devi venire a fare la pasta con i sardi. Perché come la fai tu, una fa nudo. Firmato Gordon Ramsay. Ma così proprio, Sì, il palermitano, la frase? Il suo padre era... Sì, vabbè. Ramsay, sì, il suo padre si chiamava Ramsetti. Mi sente che è? Faraone. Allora, dai, ecco, oggi vedo... paese che vai, regione che usanze trovi? che trovi, Regione, e che noi ne so, facciamo, boh, vabbè. regione che vai, Dai, zuppa che trovi. dove andiamo oggi? Dimmelo. Andiamo con le zuppe, ce ne andiamo in Toscana, Mamma zuppa mia, di che cavolo nero e meraviglia. patate, Bella, bella, poi ce ne andiamo in bellissima. Calabria Sì? a fare la lecurdia. La lecurdia? Parla Ma che così in cos'è la Calabria. lecurdia? È una a base di cipolla, patate e quel bel caciocavallo. Bella, fresco. bella, facciamola. Oggi Loro è usano tutto quello- regionale. Loro usano il calabrese, noi usiamo quello siciliano. Che il buono ragusano, pure, che voglio dire. Non scherziamo, voglio ragazzi, di- non scherziamo, Voglio, Calabria voglio- sì, ma regia pure. Guarda, mettiti così, Che mettiti così, ti prego, mettiti così. Fai un'oscillazione così. Che devo fare? Così. Dai, non mi prendere in giro, smettila, che devo fare? Calabrisella mia, calabrisella mia. Cuciniamo. Andiamo, Allora, forza. dai. Prendiamo questo pentolais. Padella, Mettiamo allora, quindi zuppe oggi, Zuppe, Pentolais. ragazzi, zuppe, Mettiamo questo. zuppe, Zuppe maresciallo. zuppe, che c'entra zuppe maresciallo? Zuppe. Ma non c'entra. Partiamo dalla Toscana, Dai, Toscana. ma prima i guanti. Vai, metti i guanti, I guanti, perché devo mettere i guanti? perché hai... Perché c'è stato un signore che mi ha detto mettiti i guanti. Non è mettiti questa i la verità, ragazzi. È la verità. Non è questa la allora verità. Che ho le mani sporche? Hai le mani sporche. Ma sporche? Ma No, che cosa macchiate, dici? macchiate, non Macchiate sporche. di che, scusa? Di carciofi, raga, ha cucinato 100 carciofi, ha detto, e non me ne ha portato neanche uno, vi rendete conto? Cioè, che ci faceva 99 invece che 100? No, Eccomi 100. qua, eccomi qua. 100, si Prendiamo mangiava questo 200 bel carciofi. gambuccio di prosciutto, Vai, allora. così, e andiamo così. Andiamo così. Bene, così. slide di gambuccio, E ora facciamo dei tocchettini. tocchettini di gambuccio, Un po', se sono dei quadratini, come la chiameremmo, dei piccoli cubi. quadratorno, No, in francese, dai. quatran. La brun. Ah, la brunoise, ragazzi. Accendiamo le feu e andiamo a fare questa brunoise Di gambuccio. gambuccio. Come si dice a gambuccio in francese? Le petit gambou. Gambù? Le petit gambou in accostino, lui non parlo francese. Alziamo il livello, dai. Allora, parla in esattamente francese, parla in questo francese. gambuccio va messo qui così, esattamente come vedi. Di qualche parola in francese. Esattamente, volevo farvi vedere che andiamo a mettere un altro tocchettino brunoise de gambuccio. Senti come sfrigola, senti? Sento. Senza olio e senza niente. Sta sudando, ragazzi. Così. Sta sudando. Poi si farà una bella ora, doccia. A questo punto, che lui sta chaud nice, appena si forma quel piccolo grassetto, noi cominciamo con gli ingredienti. Ecco. E cominciamo. I cipollottini. Cipollotti. Così, guarda. E diamo una grossolana tagliata, non andiamo a fare tagli particolari. No. Grossolana, così. E capoliamo inside. Cipollotti, così. Così, inside. Senti che profumo che sta sprigionando? Sì, sì. Carrots. Carota. 1, 2, 3, 4. Come vedi, grossolana anche Grossolana, la carota. tutto grossolano oggi. Esatto. Poi questo di qua, Sedano. Come lo mettiamo? grossolanamente tagliato. Grossolano. Così. Andiamo. Mi dai la cucchiaia e andiamo a mescolare. Così. A questo punto, inside olive oil. Un po' di olio? Yes. Quindi quando le temperature si alzano, Dopo quel che abbiamo punto- creato, oh mia bella Madonnina, non ti distrarre, che dai. brilla e te lo do. Non ti distrarre. Allora, E allora, ecco qua,
Ecco. Glielo dici per favore il profumo che sta sprigionando? Lo dici? Non è vero, non si sente niente. La Miria, che l'aria la Miria. Sto scherzando. Prendiamo le Un potatoes. profumo pazzesco. Le patate grossolane. Grossolane, patate. Sì, un po' meno che grossolane perché dobbiamo ottenere una cottura uniforme. Mediolane. Mediolane. Mediolane, va bene. Canale 5. E voilà. E voilà. Voilà. Ecco. Mi dai una girata al composto? Mi dai una Sì. girata al composto? Grazie. Vedi che bella posetta che sta facendo? Eh sì. E andiamo ad basta? aggiungere le patate. Patate. Così. Ti aiuto? Dai, tu gira, gira. Gira, come vedi, sempre senza liquidi. Perché cosa stiamo facendo? La reazione di Maillard. Stiamo creando un bel fondo di cottura. E ora girassi, girassi. Vai, giriamo. Questo lo togliessi. Ok, perfetto. Ecco. Pronti? Ora Ora? è il turno del cavolo nero. Quello. The black coal. Pazzesco, quanto è nero. Verde, verde Ma bosco. lo sai questo prodotto? Lo sai com'è? Ciao, arrivederci. Ciao, come stai? Ciao. Ciao, ciao, è il prodotto. Ciao, ciao, ciao. E salutare. Ciao ragazzi, me ne vado. E salutare. E ciao. Dove mi vengo? Desire, torna, sta casa aspetta a te. Comunque non è nero, ma è verde bosco, Ma si ragazzi. chiama cavolo nero. Cavolo verde bosco. Si chiama cavolo nero. E andiamo a tagliare in this way. Eccolo. In this way. Ora Pronti? noi abbiamo preparato, guarda il bel fondo che si sta creando, un brodo vegetale. Eccolo, l'ho visto. Il brodo vegetale che cosa ci lascia? Le Che ne so. impronte. Le impronte vegetali. Bene, quindi andiamo ad E aggiungere abbiamo calmato. Hai abbondante brodo sentito? vegetale. Hai sentito che si è calmato? Si è Alziamo la calmato, si ha fiamma e bollenti continuiamo spiriti. a tagliare questo nostro cavolo Verde bosco. nero. Si chiama cavolo nero. Che colore è? Facciamo Verde. un sondaggio. Che colore è? Verde nero. Guarda, vedi il nostro regista come subito va a focalizzarsi sul colore? Regista, che colore è? Avanti. Vai. Vai, vai. Allora, Ecco, togliamo questo ci siamo. qui e lo mettiamo qua. Andiamo a raccogliere. Ora che qui è bello. Guarda, Caldo. vorrei farti vedere una cosa. Registro, ce la fai vedere come è diventata l'acqua, di che colore è diventato il brodo? Sì, è tipo marroncino. E lo sai perché? No. Perché abbiamo raccolto tutti i fondi di cottura avendolo fatto senza liquido. Ma dov'erano sti fondi di cottura? Si sono creati, non è che ce l'ho messi, si creano. Ah, ok. Mettiamo questo nostro bel cavolo nero, Verde, bosco. nero, nero, Ecco. nero. Cosa ti viene in mente quando dico nero? Nero. Che ne so. Il cavolo verde, però come è diventato? È diventato nero, 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 è diventato nero. Il cavolo è diventato nero, nero. Che non balli pure tu. Andiamo avanti, dai. Potresti ballare anche tu, dai. Andiamo avanti. Balliamo insieme. No, no, grazie. Dai, una No, volta grazie. Fallo solo con le mani. Io sono qua solo per Tu cucinare. fai solo così. Che fai tu? Sono qui solo per cucinare. Cioè, allora è qui per niente, perché non cucino, cucino io. Fallo solo con le mani. Il cavolo No. da verde è diventato Dai. nero, nero. Fallo pure tu, dai, fallo pure tu. Nero, 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 è diventato nero. Il cavolo, è bellissimo. Vabbè, allora abbiamo messo il cavolo. Poi che Messo il dobbiamo cavolo. fare? Lo stiamo facendo imprinting nel Sì, le sì. courbouillon.
Sì. Lo sai cos'è il coq bouillon? No, non ho idea. Il brodo. Il brodo. In francese. E may I have the salt? Il sale? Please, yes. Eccolo. Put inside the salt. Metti, ecco. Voilà. Ok, ho bisogno della regina del Ma pepe. ci sta, ragazzi, il pepe ci sta. Ho bisogno della regina del pepe. In una buona zuppa ci sta una spolverata di pepe. Ci sta da tutte le parti. E a questo punto Ecco. ti faccio vedere cosa dobbiamo fare mentre la zuppa va. Prendiamo questo bel pane a fette sì. e lo andiamo a mettere nel forno. 180 gradi, Sì, 20 no, minuti. qua bello. Qua lo mettiamo bello. Abbiamo messo perché quei crostoni ci serviranno per la zuppa. Dai, quindi... Ah, ti pareva? Ah. No, l'ho capito. Mentre siamo così, passiamo a iniziare. Mi dai un coperchio, me lo dai un coperchio, me lo dai un coperchio, un coperchio, questo, no, l'altro. Mi fai saporire, ragazzi. Non ce la faccio, questo. veramente. E ultimo, ma non ultimo, i fagioli belli borlotti. Dai. Già prebolliti, Belli, però è chiaro, no? belli. Mettiamo lì. Sì. E andiamo a mescolare. E mescoliamo. Perfetto. E dopo Allora, che copriamo, dai. faccio la rima con le zuppe. Senti, dimmi lei quanto sta. Quanto sta? Quando vuole stare, non è che disturba. Quanto aspettiamo? Dai. Quei 20 minuti, 20 mezz'oretta minuti tutti. e nel frattempo, Nel dai. frattempo voglio fare la rima con consigli per i consigli. Dato che abbiamo Con la fatto zuppa, il con la cavolo zuppa. nero, abbiamo fatto la zuppa e faremo una zuppa calabrese, Dai. per rima consigli per i consigli. Non c'entra niente. Non raga. c'era. Ma perché? Dai, ma perché il mio stino? A fargli fare la rima, mio stino. E lei è andata in cottura. Bene, Già, lei è guardi, andata. voglio far vedere come è diventato. Fammi vedere, dammi guarda. un anticipo, solo un... Ah, vedi adesso, bella, bella zuppa. Bella. Ora facciamo Sì. la licordia calabrese, Dai. che non è altro che cipolla, patate e rosemary. Ma cos'è? Cos'è? Una zuppa? Una tipo? zuppa, Tipo sempre una zuppa, che però ha una particolarità, poi c'è una variazione. Quindi questi sono... Ci andiamo a tagliare i cipollotti. I cipollotti, il verde, giusto? il verde, mica si butta. No? No, Ma veramente? Pensa, No, io lo butto cioè, sempre. no. Si cucina in zuppa? assolutamente. Come vedi sto facendo sempre dei pezzi Grossolane. Pezzi grossolani così. Grossolani. E cambiamo posizione della pentola. Ecco. Questa qui e questa qui. Mettiamo dentro. Così. Mi aggiungi un po' di olio, madame? Vuoi? Qui? Sì, oui, Ecco. madame. Ok. Ok. E la patata la mettiamo dopo? Ora. La mettiamo no, adesso. Avanti, qui appena sopra. Questa zuppa si crea da sé. Pazzesco, eh? Quindi cipollotti, patata, Patata, come la basta. E tagliamo? poi, Sempre così a sì, pezzettini. sì. E poi andiamo a mettere in ultimo delle fette di ragusano. Sì. E dopodiché tutto lo immagini il passaggio in forno. Te Che l'aspettavi? meraviglia, ragazzi. Te l'aspettavi? Dimmi, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. E intanto Senti, c'è il passaggio in ma quei forno. crostini in forno, che facciamo? Ora Riusciamo? vediamo. Finiamo questo, tanto il tempo ce l'abbiamo. Ecco qua. E andiamo Ecco. giù. Abbiamo Quindi. messo dei cipollotti calabresi. C'è Cipollotti. la cipolla, quella calabrese, quella rossa. Quella sai? rossa? E lo sai perché io invece non gliel'ho messa? Perché? Perché non l'ho trovata. Non l'hai trovata? Esattamente. Usiamo Allora, anche questo. quindi cipollotti, patata e un po' d'olio. Esatto, così. Aggiungi del sale e del pepe, madonna. Ecco. Eccoli qua. Nel frattempo, Un po' di sale. Ecco. Senti, do una mescolata, posso? sì, te le ricordi quelle 4 fettine di pane Ah, guarda, vedi? così? Eccole qua. Queste ci serviranno dopo. Esatto. Ecco, allora, Io questa, qua ci guarda, sono. siccome ci siamo, è pronta. La mettiamo mi da serve- parte? Sì, perché mi serve lo Più spazio, più spazio. Mi dai una padella? Aspetta. Prendiamo Ecco. questa bella padella, mettiamo a massimo di volume e ci stiamo creando. A questo punto aggiungiamo brodo vegetale, così. Sempre lo stesso. Vediamo se sai la lezione. Vabbè, lo sappiamo come si fa il brodo vegetale, Sì, no ma ragazzi? tu la sai la lezione, che ci dà il brodo vegetale? Cosa lascia? Le impronte digitali. Vegetali. E voilà.
Quindi abbondante, tutto a copertura. Mettiamoci un bel coperchio. in Mettiamo modo che questo brodo il sale vegetale. gliel'hai messo, il pepe gliel'hai Sale l'ho messo. messo. Allora, ci coperchio. andrebbe del peperoncino. Cosa facciamo? Lo mettiamo? E lo vuoi mettere un po'? Eh sì, dammi, Dai, il metti un secondo. po'. Questo? Sì. Ecco. Ho messo il ci pepe vuole. però io, pepe vabbè, nero. no, non è Ci sta un importante. po'? Sì, a voi. Peperoncino. Bene, un Cioè, po'. io ne metto pochissimo, ma immagina a cosa ne mettono in Calabria. In Calabria amano il molto piccante. In Calabria il peperoncino lo mettono pure nel caffè. Ok. Allora, abbiamo fatto. quindi Questa sta scaldando, prendiamo questi bei bocconcini di pane. bocconcini di pane senza crosta, Così, ho visto, e lo mettiamo giusto? qua. Sì. E li Senza mettiamo là. crosta, li mettiamo qua. E guarda che cosa facciamo. Questo è tutto forte. Questo ci servirà, questo pane ci serve per le zuppe. Questa calabrese e quella la zuppa toscana. Un po' di olive oil. Lo metti lì nel pane? Yes. Eccolo. Così. Ecco. A little bit of olive oil inside. Un po' di sale? Little bit. E intanto lo facciamo tostare e questa sta andando avanti. Ti farò vedere cosa diventa questa zuppa. Ma non te lo allora dimmi un immaginerai. attimo, che bisogno ha di cottura questa? Sempre quei 20 minuti, giusto che la patata si scuoce, sfà. E la fai semplicemente così, semplicemente, cipollotti sì. abbiamo detto, Olio, patate, cipollotti, olio, patate, vedi, sta cominciando un po' a di sobbollire. peperoncino. Quei 20 minuti e ti faccio vedere cosa succede. e brodo Non te lo vegetale. immagini. Adesso lì abbiamo Intanto messo questo quelli. va. Guarda qui, e già siamo pronti. Ecco, allora, quindi Ecco. questo dopo una ventina di minuti. Qui invece guarda che facciamo. I nostri tocchetti di Andiamo pane a sono dare pronti. una spolverata di caciocavallo. Caciocavallo, Così. ecco. E andiamo a insaporire in questo modo. E ci siamo, ci siamo. Ci siamo quasi. Come E completiamo? allora, completiamo in questo modo. Guarda, prendiamo una bella teglia di coccio. Così. Sì, Così. Spolveriamo del caciocavallo. caciocavallo abbiamo grattugiato. detto. Ci darà sostegno. Così. Ecco. Questo. Così. A posto. Mi dai un Mestolz? Ma certo. Eccolo. Va bene. Andiamo prima a mettere le verdure così. Così. Me lo daresti un ragno? Mamma che profumo, ragazzi. Eccolo qua. Che profumo. Eh sì. Che profumo. Devo dire profumo niente male. Che profumo. Sai, sono curiosa di vedere che ne viene fuori Che questo profumo. piatto. Ecco. Che profumo. Abbiamo capito, basta. Che profumo. Dai, finiamo questo piatto. Allora, Che profumo. Grazie, si era incantato. ecco. ok. Allora, E voilà. Questi li togliamo. Guarda che ti faccio adesso. Questo lo spegniamo. E abbiamo fatto questo pane ecco. insaporito al... E ora, guarda qua, prendiamo sto bello Caciocavallo abbiamo detto, caciocavallo ragusan, lo mettiamo in questo modo e andiamo a fare Delle fettine. Però abbiamo il coltello sbagliato, ti sembrerà scherzo? Ci vuole uno più affilato. No, giusto? ci vuole uno che abbia meno lama, se no affonda troppo. Ecco. Lo sapevo, non te lo volevo dire, sai, Lo so, per non farti vergognare. lo so, tu sei così, hai il suo carattere. Va bene, quindi fettine diciamo abbastanza sottili. Certo, che devono andare a coprire tutta la copertura. Ok, Ecco. e voilà. Ok, Ci siamo, e voilà. Cominciamo a coprire. Dai. Così, Vediamo se basta. così. Così. Tutta coperta? Certo. E questo è il bello. Sì, così. Così.
Non ci ferma niente a noi. Ecco, Così. tutto in superficie, Perfetto. così. Ho bisogno della regina del Mamma pepe. mia, un po' una spolverata su. Sì. Ecco qua. Va bene così e andiamo Così. in forno. Andiamo in forno, Lo dai. dici tu per quanto? Ma sempre quello, ragazzi, 180 gradi, 20 minuti. Ora ci date il tempo di pulire, impiattiamo, assaggiamo Siamo e pronti, facciamo torniamo tutto. da voi Pronto. tra poco. Ho deciso di prendere un piatto, il cappello del Dai, ci sta con la Facciamo zuppa. il piatto toscano. E quindi com'è? Uno. Prima crostini? Così. 2. Così. Ecco, belli. Qui c'è la nostra bella zuppa. Dai, mestolo, Dammi il mestolo. mestolo. Ah, che bontà, eh? Molto invitante. Ok. Ecco, Tocchettino di parmigiano. così una spolverata. Ecco. E Ed è un bellissimo. tocchettino di olive oil. Ecco, Che lo facciamo, guarda, colare sul pane. sul crostino e sulla zuppa. sulla zuppa. E Meraviglioso. questa è la prima ricetta E pronta. questa è la prima. Possiamo Poi, togliere questo, possiamo togliere questo. E ora a noi con l'altra ricetta. calabrese abbiamo detto, Calabrese, giusto? la cordia un po' Dai. modificata da noi, ma noi siamo noi per cui ce lo permettiamo. L'abbiamo fatta una versione un po' più sicula. Dimmelo, Ecco te qua. l'aspettavi? Ma sai che non me l'aspettavo? Guarda Te che è venuta. l'aspettavi? Eh? È tipo uno sformato, cos'è? Una È zuppa, una zuppa all'inside. particolare. Allora, vogliamo procedere all'assaggio? Dai, voglio procedere all'assaggio. Cominciamo da qui. Cominciamo da qui. Vai. Poi me ne lasci un poco. Ma per favore, dai. Dai, smetti. stavolta Guarda, qui sì. c'è tutto il Ma mi gambuccio. devi prendere il gambuccio, mi devi prendere la carota, mi devi prendere il cavolo nero. Guarda, vedi, qua c'è tutto. Eh? Un po' di brodetto. Com'è? Dimmi. È il morsetto da questo lato. È così, è così. Tu non devi essere invadente, No, no, capisci? no, Quando no, assaggio mi devi dire io cosa devo fare, Vabbè, ma io... come devo fare, come lo devo mettere. Va bene, Cioè, dai. dai. Ma di che parliamo? Che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire? Tu me lo devi dire che gli vuoi Che gli dire. vuoi dire? Diglielo. Diglielo, glielo dico. Se hai il coraggio, diglielo. Te lo dico. Eh? Possiamo andare avanti o no? Buono, ragazzi. No. Quello che devi fare. Buona zuppa, Prendi buona. un altro piatto, sistemi, Sì. fai, dai. Oh, ma dove siamo arrivati? Mi dà ordini pure. Prendi un altro piatto. Io il piatto non lo prendo, se vuoi il piatto te lo vai a prendere tu. Ecco, E questo che cos'è? niente, è scappato. 2 tostini così. Così e basta. Buona, eh? Cucchiaio grande. Bravo, bravo. Buona questa zuppa. Ah! Guarda qua che E ti questo, senti, come si mangia? Con la forchetta, no? do. No, pure col cucchiaio, perché io ci metto il brodo. Qui ci sono le belle cipolle. La Calabria, aspetta. Belle, belle. Metti un po' di brodo, metti un po' di brodo. Sul crostino, metti il brodo qua sul crostino, guarda. Metti qua. Basta, basta così, basta così. Va bene così. Ed eccoci qua. Vedi, questo io lo guardavo da prima. Col cucchiaio lo devi prendere, non con la Cucchiaio? Sì. Devi prenderti un po' di brodo, un po' di pane, cipolle, patate. Ah. Da solo, guarda, da solo. Da solo camminero. Oh, la zuppa che bella. E siamo in 2
però la zuppa se la mangia lei e io non lo posso assaggiare. Ma no, capisco perché. Alla prossima. Zuppa di cavolo nero e crostoni. 2 mazzi di cavolo nero, 3 patate medie, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 2 carote, una costa di sedano, 500 g di fagioli borlotti cotti, 100 g di gambuccio di crudo, 2 litri di brodo vegetale, licordia calabrese, 6 cipolle rosse di tropea, 2 patate, 4 fette di caciocavallo, pecorino grattugiato, 200 g di pane tagliato a dadini, olio evo, sale e peperoncino quanto basta.